Chiudiamo qui con l'atmosfera di festa, parliamo di cose meno liete, lo smog che è finito addirittura sotto inchiesta. Verona infatti ha superato, come abbiamo più volte ricordato, il limite delle PM10 per 100 volte, per 100 giorni. L'ARPAV ha lanciato l'allarme, la magistratura ha dato il via all'inchiesta, ma a Palazzo Barbieri gli amministratori rispondono con le iniziative proposte per fronteggiare il problema inquinamento. ARPAV denuncia l'allarme smog e la Procura di Verona apre un'inchiesta. Un atto dovuto, ha detto il procuratore Schinaia, a fronte dell'ultima segnalazione di ARPAV, dopo che in città era stato superato per la 100ª volta il limite di legge delle PM10. Nessun nominativo nel fascicolo degli indagati. Gli amministratori di Palazzo Barbieri potrebbero essere coinvolti se emergesse un totale disinteresse a intervenire per migliorare la pesante situazione. Il sindaco Tosi e l'assessore Sboarina allargano le braccia. Siamo nella pianura padana e i problemi sono uguali a quelli di tante altre città. Verona, dicono, non sta ferma. Bisogna vedere cosa uno fa. Allora, siccome l'inquinamento dipende dal riscaldamento domestico, dalle aziende, in parte minima anche dal traffico veicolare, ma se uno volesse incidere su quello dovrebbe chiudere l'autostrada del Brennero a Serenissima, se vogliamo fare cose demenziali. Le cose che ha fatto questa amministrazione sono creare centinaia di migliaia di metri quadri di area verde, dare incentivi a fini ecologici per varie tipologie di acquisti o modifiche da parte dei cittadini, quindi noi abbiamo concretamente investito per l'ambiente. In Corso Milano la situazione non è così pesante come rivelano i dati segnalati da una centralina posizionata proprio nei pressi del cantiere per i lavori di riqualificazione della strada, ha detto Sboarina, che ha presentato altri incentivi e agevolazioni per chi rimuove coperture contenenti amianto o per chi installa impianti a metano e a GPL su auto a benzina. Critico il candidato sindaco del PD alle primarie Bertucco, che parla di disattenzione delle amministrazioni locali sul problema smog e le opere che stanno portando avanti, dal sistema delle tangenziali al traforo delle Torricelle fino a Cadelbue, avranno, secondo Bertucco, un impatto devastante sull'ambiente e sulla salute pubblica. E si è parlato di Cadelbue nel servizio e ci sono altre novità perché oggi i sindaci che sono contro l'inceneritore si sono ritrovati in municipio a San Martino e vogliono una nuova legge in Consiglio regionale. Vediamo. Il gruppo dei sindaci si rafforza. L'ultima adesione è quella di Erbè. Ora sono 9 le amministrazioni comunali contro Cadelbue e puntano a crescere. Il fronte creato da San Martino, Zevio e San Giovanni Lupatoto si allarga sempre di più, anche perché se al Polo Nord sono stati trovati pollini della pianura padana, vuol dire che il problema del sito dell'inceneritore non può riguardare soltanto i 3 comuni confinanti. Dopo la notifica del progetto preliminare da parte dei tecnici spagnoli incaricati di costruire i forni a griglia, l'opinione dei sindaci non si smuove di 1 millimetro. Cadelbue, dicono, alla fine riattivando il vecchio impianto brucerà oltre 1000 tonnellate di rifiuti al giorno, molto più di quello che era stato detto all'inizio dell'operazione. L'impressione è che l'azienda a cui è stato affidato questo incarico sia un'azienda seria e sicuramente competente. Resta il fatto che noi continuiamo a denunciare che l'impianto non serve. Quindi al di là del tecnicismo e della bontà dell'impianto, il problema vero è che non serve. E se una cosa non serve non si capisce perché bisogna spendere questo denaro per una finalità che tra l'altro è contraria a tutto quello che sta facendo l'Europa. Ci sembra impossibile che da parte di tutta la popolazione di Verona non si percepisca bene qual è il rischio reale che questo inceneritore può provocare. Parlando con i cittadini capisco che ancora molti non si rendono conto di qual è il pericolo. Ecco che matura una nuova iniziativa, una proposta di legge alla Regione chiamata a modificare l'attuale regolamento sui termovalorizzatori. Siccome la raccolta differenziata toccherà a breve il 65% del totale e siccome questo è il territorio più ricco di smog del paese, è inutile costruire il 4º impianto che rischia di peggiorare l'inquinamento con in realtà meno rifiuto secco da bruciare. Una nuova tappa, insomma, nella battaglia contro l'impianto, mentre AGSM cerca a sua volta di accelerare le procedure.